ministro Boccia annuncia il riavvio della trattativa con il Veneto dal 22 ottobre a 2 anni esatti dal referendum e proprio nel giorno in cui si terrà una manifestazione sul tema. Lotta al tumore al seno, partito il primo progetto sperimentale mai avviato di personalizzazione con 11.000 donne, abbassato anche il limite delle mammografie a 45 anni. Sempre più casi scoperti di finti camici bianchi in azione, anche con esiti drammatici. Appello dell'Ordine dei medici a cittadini e sanitari a informarsi sempre su identità e qualifiche. A27 chiuse, traffico in tilt nel pomeriggio per uno scontro tra due tir tra i caselli di Conegliano e Treviso Nord in direzione Venezia, all'altezza di Mareno di Piave. Blitz notturno di Casa Pound contro la censura delle pagine Facebook degli attivisti, bavagli alle statue più note della città come la celeberrima Fontana delle Tette. Una serata dedicata alla grande scienza ieri a Treviso con i ragazzi di un liceo, confronto con i ricercatori del CERN, a portare la sua esperienza di studente di biologia anche Sammy Basso. Nuvole in cielo e poco sole, ma il weekend nella Marca sarà graziato dalla pioggia, i rovesci destinati a tornare dalla metà della prossima settimana. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Apriamo questa edizione con l'autonomia perché il ministro Boccia ha annunciato il riavvio delle trattative con le regioni interessate, ha annunciato gli incontri con i governatori a partire proprio dal presidente della regione Veneto Zaia il prossimo 22 ottobre, a 2 anni esatti dal referendum per l'autonomia in Veneto e nello stesso giorno in cui a Venezia si terrà una manifestazione per chiedere un'accelerazione dei tempi. 22 ottobre 2017, 22 ottobre 2019, a 2 anni esatti dal referendum che portò oltre 2.270.000 veneti a mettere una X sul sì per l'autonomia della regione, si riapriranno i negoziati con il governo. Ad annunciarlo il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha fissato proprio per il 22 ottobre l'incontro con il governatore Luca Zaia. Giorno scelto a caso? Chissà, forse sì, ma molti veneti sperano che questa data ormai storica segni una svolta decisiva nella trattativa con Roma. Questa mattina ho firmato le lettere indirizzate ai presidenti delle regioni che hanno già avviato l'iter sull'autonomia differenziata per far riprendere i confronti. Si riparte dalla regione Veneto, la cui delegazione è attesa per martedì 22 ottobre, ha affermato Boccia, che ha poi aggiunto che parallelamente al lavoro in corso sulla legge quadro è necessario avviare immediatamente il confronto bilaterale tra le singole regioni e i ministeri competenti. Ma il ministro si è spinto oltre. Entro fine anno, ha aggiunto, vorrei portare in Parlamento la legge quadro che consente un'attuazione dell'autonomia differenziata in una cornice da Stato unitario che permette ad ogni regione di camminare con i propri ritmi e di fare le proprie scelte rispetto all'idea di sviluppo che si ha. Se da un lato dunque riparte la formale trattativa, dall'altro anche la piazza si mobilita per chiedere un'accelerazione dei tempi. Se l'autonomia entrerà solo sottovoce nella manifestazione sabato a Roma della Lega contro il governo giallorosso, si farà invece sentire prepotentemente nell'appuntamento organizzato a Venezia da Marino Finozzi sul ponte di Rialto, quando, manco a dirlo, il 22 ottobre. Io penso sia legittimo e democratico che tutti facciano le proprie manifestazioni nel rispetto delle leggi e della libertà altrui, non ci vedo nulla di scandaloso. Insomma, direi che per l'autonomia e per il Veneto tutto quello che non strozza ingrassa. Ben vengano dunque le manifestazioni di piazza per mantenere alta l'attenzione sull'autonomia, spiega Zaia, che poi però chiarisce. Ho dimostrato con i fatti come si fanno le cose. Ho portato a casa le Olimpiadi quando tutto il mondo si stava distraendo da un'altra parte. Ho portato a casa il patrimonio dell'umanità per le colline di Valdobbiadene e nel Conegliano quando gli altri ormai non ci credevano più. Ho portato a casa la partita della Pedemontana quando tutti la consideravano ormai persa, invece concludiamo il cantiere 2020. Io sono abituato a lavorare, le altre robe le lascio agli altri, sono un pratico, un pragmatico. Il presidente Zaia ha parlato di autonomia questa mattina al Cafoncello di Treviso, dove ha tenuto un incontro stampa con i direttori generali delle USL e i medici specialisti per fare il punto della situazione sulle cure e la prevenzione dei tumori al seno. Oltre ai dati è stata annunciata una nuova procedura sperimentale per anticipare le prime mammografie, ma non solo. Le donne dai 45 ai 50 anni hanno lo stesso rischio delle donne dai 50 ai 55. Parte da questa rilevazione scientifica il progetto del Veneto di abbassare l'età della prima mammografia per la prevenzione del tumore al seno.
Finora le soglie per il controllo di routine erano fissate dai 50 ai 74 anni, con quasi 200.000 donne che sono sottoposte a screening. L'ULSS più attiva è la 2, marca trevigiana, con il 100% degli inviti all'esame e l'82% di adesioni, contro la media nazionale fissata all'84% degli inviti e quasi il 60% di adesioni. Esami che nella nostra regione hanno individuato oltre 1.000 cancinomi mammari, quasi tutti tra i 50 e i 69 anni. Ma in Veneto sono molte le donne di ben più giovane età che chiedono di potersi sottoporre ad una mammografia. Da di sotto dei 50 anni ha senso la mammografia qualora ci sia un'indicazione clinica, il medico o la donna si sono sentite qualcosa al seno. Al di sopra dei 50 come screening. Se non c'è un'utilità del fare la mammografia è solo un esame non solo inutile ma dannoso. Perché significa comunque sottoporsi a degli stress fisici e psicologici determinati magari da approfondimenti e risultati che poi si rivelano dei falsi positivi. Tutto questo, che si chiama il rischio di sovradiagnosi, cioè diagnosticare qualche cosa che poi di fatto non c'è, va tenuto da conto perché ogni esame inutile è un esame dannoso per la serenità delle nostre donne. Rimane comunque la fascia giovane per la quale la Regione Veneto, prima in Italia per risultati nella lotta al tumore al seno, ha deciso di avviare una sperimentazione che riguarderà tutte le donne dai 45 ai 74 anni della ULSS 5 Polesana e 6 Euganea. Abbiamo deciso di fare una proposta di screening personalizzato, quindi non tratteremo tutte le donne nella stessa maniera, ma in base al rischio che calcoleremo con un test del rischio appunto familiare e calcolando la densità del seno decideremo come seguire queste donne e quindi alcune faranno la mammografia semplicemente ogni 2 anni o ogni anno, altre invece avranno associato anche una ecografia. Nei casi in cui trovassimo un rischio molto elevato verrà aggiunta anche la risonanza magnetica. E l'incontro al Cafoncello è stato l'occasione per il governatore Zaia per chiarire le sue recenti affermazioni sull'ospedale di Castelfranco definito cadavere eccellente. È un ospedale che ha 2 piani al grezzo e ce li ha lì da una vita, non può essere un cadavere eccellente. Ospedale di Castelfranco, il presidente Zaia ribadisce la sua posizione che ha sollevato qualche protesta da parte della popolazione. L'affermazione riguarda il monoblocco innalzato negli anni 70 che per decenni è stato solamente uno scheletro. Un'affermazione legata oggi ad una parte dell'edificio e non alla struttura ospedaliera. Questo non è riferito alle cure sanitarie o al futuro dell'ospedale, anzi ci abbiamo investito, a Castelfranco si fanno delle cose che prima non si facevano. E il riferimento è allo IOV, con Castelfranco diventato punto di riferimento regionale per la lotta contro il cancro con l'avvio di cantieri importanti. Per 7 milioni e 300.000 euro per 4 bunker di radioterapia, ma ripeto, lì c'erano 2 piani al grezzo da una vita e il sottoscritto li ha ristrutturati, non quelli che chiacchierano. Per il Presidente è scorretto utilizzare la sanità per fare campagna elettorale. Io capisco che a Castelfranco si va a votare in primavera e ne vedremo di tutti i colori, però è pur vero che quando si parla di salute e di sanità bisognerebbe anche pensare ai cittadini che sono a casa e che magari hanno uno spaccato che poi non è reale. A Castelfranco è indubbio che la Regione del Veneto ha investito tanto, sta investendo per creare un vero e proprio centro della salute. Questo è sotto gli occhi di tutti, del resto i 2 piani al grezzo non ci sono più. E a proposito di sanità, dopo il caso del finto medico trevigiano, l'Ordine dei Medici corre ai ripari con un duplice appello a cittadini ed istituzioni per informarsi al meglio su identità e qualifiche. Nelle settimane che segnano la svolta in ambito sanitario con il mega concorso indetto dalla Regione con i continui appelli del governatore Zaia per riempire le vuote corsie venete, il caso del finto dottore trevigiano ha provocato un mezzo terremoto tra i medici, quelli veri. Anche per questo la condanna dell'Ordine nei confronti dei sedicenti camici bianchi è netta. Sono soggetti che abusano del titolo di medico perché in realtà non lo sono dei semplici cittadini. Millantatori, affabulatori, il finto medico a lungo residente a Resana aveva convinto della sua qualifica anche la fidanzata, tanto da curarne pure una parente di Castello di Godego, poi deceduta. Un imprevisto che ha mosso l'indagine nei suoi confronti, una storia assurda, una truffa in piena regola, ma non un caso isolato, da qui l'invito dell'Ordine a tutti i potenziali pazienti a informarsi in via preventiva. Per quanto riguarda il singolo libero professionista, una volta che uno ha un appuntamento con un soggetto di questo tipo, lo consulti via internet, diciamo su Anagrafica Nazionale,
oppure chieda il numero di iscrizione all'ordine di riferimento. Ma a controllare devono essere anche tutte quelle strutture che assumono medici sulla base delle autocertificazioni. L'autocertificazione è una semplificazione amministrativa, poi le amministrazioni devono chiedere agli ordini medici di competenza se il signore che si presenta con questo documento è effettivamente iscritto a un ruolo e avere la conferma della qualifica professionale. Innanzitutto le istituzioni devono tutelare il cittadino assumendo persone che siano qualificate. La cronaca con un incidente in A27, autostrada chiusa, traffico in tilt nel pomeriggio a causa appunto di un incidente tra i caselli di Conegliano e Treviso Nord in direzione Venezia. L'allerta è scattata poco dopo le 14.30 quando due tir si sono tamponati violentemente nel territorio di Mareno di Piave. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e l'elicottero del SUEM, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Secondo una prima ricostruzione uno dei due tir era fermo al lato della carreggiata per un guasto quando è sopraggiunto l'altro, quello ha colpito in pieno. L'autista del tir fermo sarebbe però riuscito a scappare prima dell'impatto, mettendosi dunque in salvo. Pesantissimi i disagi con code chilometriche, chiuso il tratto, le auto sono state deviate in Pontebana, l'autostrada è stata poi riaperta intorno alle 18. La scomparsa dell'investigatore che trovò i resti del velivolo precipitato a Los Roques, dove persero la vita i coniugi Durante e le loro figlie, parla la sorella di Paolo Durante. Conosciamo l'angoscia, dice, che stanno vivendo i familiari di Ugo Marino, è come precipitare in un abisso. La situazione in Venezuela non è semplice, ma speriamo presto che si arrivi a capire cosa è successo e che lui possa tornare ad abbracciare la sua famiglia. A parlare è Alessia Durante, che nella tragedia di Los Roques del gennaio 2008 perse il fratello Paolo, la cognata Bruna e le due nipotine Emma e Sofia. Il pensiero di Alessia oggi è rivolto ai familiari di Ugo Marino, l'uomo che guidò l'operazione di ricerca del velivolo sul quale viaggiava la famiglia di Ponzano con altri 4 italiani. Di lui da 6 mesi non si hanno più notizie. La sorella di Paolo esprime tutto il suo dispiacere per quanto sta accadendo ad Ugo. Prezioso aiuto, dice Alessia, per la risoluzione del nostro caso. La donna rivive quei mesi, anni d'angoscia, di attesa, di speranze che lei, insieme alla sua famiglia, hanno vissuto aspettando notizie dal Venezuela. Gli stessi sentimenti che stanno affrontando i parenti di Ugo Marino. È stato commovente sentire il disperato appello della mamma, immaginare l'attesa dei suoi figli, cosa stanno pensando i familiari. Non sapere cosa sia accaduto ad un tuo familiare è come precipitare in un abisso, spiega Alessia Durante. E siamo vicini alla sua famiglia perché conosciamo l'angosciante sensazione che si vive nel non sapere cosa può essere accaduto a un proprio caro. È come cadere in un abisso, tanti scenari spaventosi ti si presentano, così come è stato per noi vivere tutto quel tempo senza avere delle risposte. SUEM e polizia sono intervenuti oggi a Borgomestre, a Treviso, allertati da alcuni residenti per la morte di un uomo, un 67enne, all'interno di un'autorimessa. Si è trattato di un gesto estremo, l'uomo da tempo soffriva di depressione dopo la prematura morte del figlio. L'uomo si era allontanato più volte da casa ma poi gli aveva fatto ritorno grazie all'intervento delle forze dell'ordine. E potrebbe essere stata una forte delusione amorosa a spingere un 47enne trevigiano a togliersi la vita nella stanza dell'hotel Treviso. L'uomo residente a Carbonera aveva preso alloggio da qualche giorno nella stanza dell'albergo di Via D'Annunzio. Stando a quanto appreso stava passando un forte momento di depressione innescato da alcuni problemi di lavoro e dalla delusione affettiva la delusione affettiva l'avrebbe ulteriormente indebolito psicologicamente portandolo al gesto estremo. A ritrovare il corpo senza vita appeso al lampadario della stanza nella tarda mattinata di oggi il personale dell'hotel che ha subito avvisato i carabinieri. Voltiamo completamente pagina, parliamo della svolta green del comune di Susegana, dove l'amministrazione annuncia un giro di vite sull'uso della plastica nei luoghi pubblici, in arrivo anche nuove telecamere per gli ecofurbi. Zero plastica, acqua del sindaco come se piovesse e lotta allo spreco alimentare. Scatta l'ora del protocollo verde a Susegana, dove il comune ha aderito all'iniziativa Plastic Free del Ministero dell'Ambiente. Si comincia dai luoghi pubblici, scuole e palestre, ma anche dalle sagre e dai grandi eventi. Nel mirino i distributori automatici. Abbiamo deciso di eliminare tutti i distributori
merendine o di bottiglie d'acqua, sostituendoli con distributori che non usino materiale in plastica non riciclabile. Parte dei proventi dei nuovi distributori andranno alla Fondazione di Comunità per Progetti Green, mentre l'appello ai cittadini è quello di rifornirsi dell'acqua del sindaco, sulla quale ogni anno vengono eseguiti 1500 controlli, ma la svolta culturale non può che arrivare dai giovani. Le nuove generazioni sono quelle che praticamente portano quel qualcosa di nuovo, diciamo, e sono quelle che portano ai cambiamenti alla società. E in attesa dei cambiamenti il Comune annuncia anche un giro di vite sui furbetti dell'immondizia. Ci stiamo attrezzando di fototrappole e di telecamere in modo da riuscire a beccare questi cittadini così poco ecologici che tanto male fanno al nostro bellissimo territorio. Un bavaglio apposto dai militanti di Casa Pound sulle statue più importanti del centro di Treviso, come quella dedicata a Mario del Monaco e quella celeberrima della Fontana delle Tette, ma anche statue di tutta Italia. E questa è la simbolica protesta con la quale il movimento della tartaruga frecciata ha inteso continuare a tenere alta l'attenzione sulla censura in rete a 40 giorni dalla disattivazione delle sue pagine e dei profili dei suoi attivisti da parte delle piattaforme Facebook e Instagram, in attesa della prima udienza della causa intentata contro i siti di Mark Zuckerberg, fissata per il 13 novembre. Sammy Basso a Treviso ha portato la sua esperienza ai giovani che ieri sera hanno incontrato anche i ricercatori del CERN, una serata dedicata alla grande scienza, un invito a pensare che niente è impossibile. Sono stato al CERN poche settimane fa, 5 giorni, sono stati 5 giorni intensissimi, ho visto come lo sforzo dell'umanità può portare a scoperte incredibili, cioè lì si vede esattamente l'umanità che evolve, è una sensazione incredibile. Tutte emozioni che Sammy Basso, oggi studente di biologia all'Università di Padova, ha raccontato agli studenti trevigiani del Duca degli Abruzzi, un incontro di altissimo livello tra buchi neri e antimateria con diversi ricercatori del CERN di Ginevra, tra questi Claudio Bortolin, ingegnere 45enne di Chiarano al CERN dal 2008. Mi occupo di far funzionare le apparecchiature che poi servono per rilevare le particelle e comprendere che cosa succede quando ci sono le collisioni fra protoni, ed è un mondo meraviglioso. Un'esperienza che ha lasciato i ragazzi a bocca aperta e che ha confermato come i giovani trevigiani vogliano andare lontano, anche da qui il sostegno del Comune. Per avvicinare il mondo dei giovani ed aiutarli a trovare la felicità poi nel lavoro del futuro bisogna per forza parlare il loro linguaggio. E Sammy ha parlato la loro lingua partendo anche dalla sua esperienza personale. Quando siamo partiti come famiglia a fare ricerca sulla progeria, a tentare di far sì che questa ci sia, ci hanno detto guardate è troppo rara, è impossibile. E invece attualmente la ricerca sulla progeria sta facendo passi da gigante. Come diceva Einstein, qualcosa è definito impossibile finché qualcuno arriva, non sa che è impossibile e la fa. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta, il fine settimana ormai è alle porte, allora vediamo che cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista meteorologico con il nostro meteorologo. L'anticiclone Azzorre temporaneamente si ritira verso l'Atlantico, lascia spazio libero a perturbazioni che però subito interesseranno con fenomeni soprattutto il nord-ovest del nostro paese. Le nostre zone dovrebbero essere risparmiate e quindi avremo ancora un fine settimana tutto sommato di tempo stabile. Per sabato inizialmente cielo velato, una nuvolosità anche più compatta, più intensa ma senza fenomeni, poi gradualmente il sole dovrebbe avere la meglio, cioè far capolino, quindi esserci pure dei rasserenamenti. Per domenica stesso discorso, quindi inizialmente velatura del cielo invisibile, un po' di foschia, qualche banco di nebbia e poi un graduale miglioramento, anche se poi per domenica sera ci potrebbe essere un nuovo peggioramento e non si esclude qualche brevissima precipitazione, ma soprattutto sulla parte più occidentale. La settimana poi proseguirà con questo tipo di tempo, tipicamente autunnale, ripeto, per adesso nessuna precipitazione, ma cielo spesso coperto per foschia, per nebbie e per nuvole
nubi stratificate. Da giovedì avremo un peggioramento e quindi la pioggia dovrebbe diffondersi purtroppo per il prossimo fine settimana. I venti saranno deboli da est prima, poi dai quadranti meridionali, le temperature dai 13 ai 16 gradi le minime, le massime sempre al di sopra della media, oltre i 20 gradi, quindi dai 21 ai 23 gradi. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico ancora poco mosso o localmente mosso. È tutto. Siamo alla pagina con le notizie dal Bellunese. Iniziamo con la cronaca. Un operaio bellunese di 34 anni si è infortunato nel pomeriggio in un cantiere a Sottoguda, in comune di Rocca Pietore. L'incidente è accaduto poco dopo le 14 di fronte all'albergo La Genzianella, dove un'impresa di Serena del Grappa sta eseguendo per conto del Genio Civile di Belluno i lavori speciali per il ripristino della scogliera distrutta da Vaia. L'operaio, che pare fosse su un mezzo escavatore, è finito nel torrente sottostante, è stato immobilizzato e affidato alle cure dell'ospedale di Agordo, dove è stato trasportato con sospette fratture di anca e bacino. Stabilizzato, il 34enne potrebbe essere già dimesso nelle prossime ore. Si tratta del terzo infortunio sul lavoro nel giro di pochi giorni nel Bellunese. Per i precedenti, purtroppo con esito mortale, di mercoledì a Serena del Grappa e alle Agre di Sedico, la Procura di Belluno ha aperto 2 fascicoli contro ignoti per omicidio colposo. Nel caso del boscaiolo, essendo la vittima titolare dell'azienda, potrebbero non esserci responsabilità dei terzi. L'ipotesi è che avesse agganciato male il tronco nella stazione intermedia della teleferica su cui stava operando. Per la morte di Tiziano Faccia invece sembra confermata l'ipotesi che a provocare la scarica di sassi sia stato il passaggio di una coppia di cervi. 4 ore di sciopero e presidio davanti alla prefettura di Belluno stamani in attesa del tavolo istituzionale convocata al Mise per il prossimo 24 ottobre, stiamo parlando della vertenza ACC. Stringono i tempi e la situazione si fa tesa per i lavoratori di ACC Wambao e per tutta la provincia di Belluno. Giovedì prossimo l'incontro a Roma sarà fondamentale. Ci attendiamo soluzioni diverse che garantiscano il mantenimento del sito produttivo, dicono i sindacati che in delegazione sono stati ricevuti a Palazzo dei Rettori dal prefetto Esposito. Speriamo vivamente che ci sia stato un dibattito, un accordo è forse estremo, comunque un qualcosa per il nostro proseguimento. Facce affaticate quelle dei lavoratori in piazza, in tanti nonostante il turno di notte sono saliti sul pullman che li ha portati davanti alla prefettura per il presidio in concomitanza allo sciopero di 4 ore a fine turno. Non c'è tanta voglia di parlare, come dar loro torto, considerando che l'età media delle maestranze non concede scappatoie di sorta e la preoccupazione è palpabile. Sì, di tutte le famiglie, di tutti quelli che lavorano qua e poi di quelli che sono stati licenziati a settembre. Tutti, e non si sa perché sono in pochissimi quelli che hanno trovato lavoro, quelli che sono stati lasciati a casa a settembre. In questi mesi i sindacati hanno lavorato per una soluzione di continuità, non abbiamo mai tenuto in considerazione l'ipotesi della chiusura e qualora ci fosse, hanno detto al prefetto, ci si deve attendere problemi di ordine pubblico. Se ci sarà, come speriamo, una soluzione positiva, che vuol dire magari una cessione dell'azienda, bisognerà costruire un percorso, sicché c'è l'importanza anche che il prefetto ci supporti su questa cosa. La strada resta comunque in salita. C'è una grande bomba sociale in quanto non pensiamo che sono solo 290 famiglie, ma ci sono anche tutti quelli che gli girano attorno. Bocche cucite sul futuro del Nevegal, l'intimazione a tutti i soggetti coinvolti della vicenda arriva dai piani alti, pur se per il via libera alla nuova società sembra manchino pochi giorni. Giovedì sera all'Ascom ha avuto luogo l'annunciato faccia a faccia con i componenti della consulta che martedì avevano incontrato tutti i soggetti interessati al futuro del Nevegal. Com'è finita? Il risultato della riunione è chiuso a chiave in un cassetto e le bocche, per ordini superiori arrivati da Piazza Duomo, sono rigorosamente cucite. Rispettiamo questa richiesta perché il momento è delicato e una parola di troppo potrebbe mandare all'aria tutto, si mormora nei corridoi dell'Associazione dei Commercianti Bellunesi. Pare escluso, senza se e senza ma, un ingresso di Ascom nella compagine societaria della Newco,
che al contrario oramai certo sarà composta da Ernesto Riva e Massimo Slaviero di Unifarco per il territorio, certamente dal Comune e da un numero non ancora definito di soci dell'ex Alpe del Nevegal, che detiene ancora la proprietà degli impianti. L'orientamento è quello di costituire una società no profit senza scopo di lucro, aiutata da un azionariato diffuso per garantire la prosecuzione dell'attività, si dice in modo decoroso, con un obiettivo chiaro: mantenere in vita la scuola di sci, palestra fondamentale che negli anni ha formato e sfornato migliaia di sciatori in erba. Se non teniamo in piedi questo servizio si chiude definitivamente, sussurra chi in questo momento delicato sta cercando di incastrare ogni casella al posto giusto. Resta un interrogativo pesante: come potrà una no profit così progettata garantire la sopravvivenza delle attività che avranno la prospettiva di essere a servizio di un mero doposcuola? L'idea, per quanto in fase embrionale, è ancora in fieri e forse potrà diventare qualcosa di più dopo l'assemblea dei soci dell'Alpe del Nevegal convocata per il prossimo 28 ottobre. In queste ore, frattanto, c'è stato il cambio al vertice della commissione speciale sul Nevegal, istituita a Palazzo Rosso, dopo le dimissioni polemiche del presidente Franco Roccon, formalizzate durante l'ultimo consiglio comunale. La guida della commissione è stata affidata alla consigliera Maria Filippin. Tra pochi minuti, subito dopo di noi, nuova puntata di 20 e 10, studio Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso, e Stefano Pelloni, capogruppo del PD, sempre in Consiglio Comunale a Treviso. Con l'edizione trevigiana ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben trovati al meteo. L'alta pressione perde colpi accompagnando l'ingresso di una perturbazione, ma vediamo nel dettaglio la situazione di sabato 19 ottobre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso ovunque, con piogge sparse un po' dappertutto, meno probabili tuttavia vedete sui settori più meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 17 e 22 gradi. Condizioni di tempo instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con temporali frequenti fin dal mattino, alternati comunque in giornata a qualche pausa maggiormente asciutta. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 18 e 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, con tempo perturbato e piogge un po' su tutta la regione. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 17 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.